L'angelo dell'aria. Nell'aria fresca della foresta e dei campi troverai l'angelo dell'aria. Egli aspetta pazientemente che lasci le affollate e malsane dimore di città. Cercalo dunque e bevi profondamente il fluido salutare che egli ti offre. Respira a lungo e profondamente affinché l'angelo dell'aria possa entrare dentro di te, perché il ritmo del tuo respiro è la chiave della conoscenza che rivela la santa legge. L'angelo dell'aria vola su ali invisibili, tuttavia dovrai percorrere il suo etereo sentiero se vorrai vedere il volto di Dio. Più dolce del nettare delizioso del melograno è la fragranza del vento in un bosco di cipressi. Più dolce ancora è il profumo del devoto che onora e insegna la santa legge. Santo è l'angelo dell'aria che pulisce tutto ciò che è sporco e dà alle cose maleodoranti un dolce profumo. Andiamo, nuvole, procedete, lasciate le altezze, scendete sulla terra con migliaia di gocce. Il vento soffia per la vostra gloria splendente e vi dirige in basso verso le sorgenti senza fine. E i vostri vapori ascendono tra le valli delle montagne, condotti sulla scia del vento dalla legge che accresce il regno della luce. Il Padre Celeste ha fatto la terra con il suo potere, ha stabilito il mondo con la sua saggezza, ha disteso i cieli con il suo volere. Nei cieli la sua voce risuona tra l'abbondanza delle acque. Egli consente ai vapori di innalzarsi dalle estremità della terra. Egli crea i fulmini e la pioggia e genera il vento col suo respiro. Il luogo di raccolta delle acque che salgono e scendono è come il mare. Le acque salgono nell'aria e planano sulla terra, e di nuovo risalgono nell'aria, si muovono volando. È per consentire la loro risalita e la loro espansione che il Padre Celeste ha realizzato l'eterno, sovrano e luminoso spazio. Nessun uomo può avvicinarsi a Dio se l'angelo dell'aria non lo lascia passare. Così come il vostro corpo respira l'aria di Madre Terra, così il nostro spirito deve respirare la santa legge del Padre Celeste. Letture dal Vangelo e Seno della Pace.